Aquila, Mari Imposita, Sexto Pompeo superato. E ci troviamo qui nell'antro ciclopico del nostro grande manager De Gaetano, che è il nostro principale come dire, consulente tecnico per i video. Voi sapete che i nostri video sono fatti con potentissimi sistemi elettronici digitalizzati, e quindi De Gaetano, per gli amici detto Marcello, il quale vi consiglio di andare a visitare il suo antro ciclopico di idee, che non sembra nemmeno milazzese, tant'è che quando uno viene qua prima gli deve chiedere la tessera, dice: ma io sono effettivamente milazzese? No, ha troppe idee, perché il milazzese di solito ha poche idee ma ben confuse. Nel suo caso sono molte e anche molto chiare, quindi non poteva essere sicuramente milazzese. Allora, siccome dice, vediamo che cosa dice questo esaurito, perché il milazzese guarda sempre dal buco della chiave e cerca di individuare nell'interlocutore qualche pecca. Diremo che prima di noi qualcuno, che era un certo Piaggio, un professore universitario, scoprì Milazzo e se ne innamorò. Per questa cosa fu inviso ai baroni dell'epoca, tant'è che quando scrisse il libro Memorie di Milazzo e avrebbe voluto che proprio fossero i milazzesi i primi ad osannarlo, in realtà fu preso, diremmo, a fischi e sberlecchi, per non dire una cattiva parola, perché siamo sul web. Anzi, gli disse, qualche barone glielo mandò a dire tramite un sacerdote, che avrebbero provveduto ad incendiare la sua opera, che poteva andare bene per fare, diciamo, dei bamparizzi, ecco, nel termine tecnico della parola. Il Piaggia non si scompose minimamente, anzi si mise a ridere, dice: ma mi chiamano Peppe il pazzo, peraltro mi dicono che coglio pesce e metto nel panaro, e quindi sono esaurito, e si divertiva di questa cosa. Noi poi abbiamo scoperto subito, ma questo accadeva 200 anni dopo, perché il milazzese ha bisogno di tempo, che praticamente nelle pietre che lui aveva raccolto a Puntamazza, ebbene Puntamazza era un libro a strati e descriveva la storia di Milazzo. Ma di questa cosa i milazzesi sono stati sempre grati al Piaggia, tant'è che Milazzo ora è citato come origine dell'era milazziana. Sempre grati, hanno dedicato delle strade maestose di Milazzo, ce n'è una sulla via Tremonti di 20 metri che è dedicata al Piaggia. Meno male che c'è una scuola, se no del Piaggia non se ne sarebbe mai parlato. Quindi il fatto di essere inviso ai milazzesi, questo è un primo punto di partenza per riuscire a seminare qualcosa. Grazie, alle prossime, un saluto dall'amico De Gaetano, il quale dopo questo fatto non ci viene più nessuno. Grazie sempre perché ci fornisce di mezzi elettronici potentissimi. Alle prossime. Mare Nostrum.